Più soldati sulle strade per contrastare il continuo aumento dei furti in casa. La richiesta arriva da diversi sindaci della Marca ed è indirizzata al prefetto di Treviso. E la discussione avrà tempi e soprattutto soluzioni a brevissimo termine. Domani ci sarà un comitato, che è un comitato diciamo così, convocato per altre materie, ma tratteremo ovviamente anche di questo aspetto e anche questa prospettazione da parte di alcuni sindaci che io non ho ricevuto, ho letto dai giornali, ma che comunque di cui mi voglio far carico, verrà esaminata in sede di comitato. Che il tema della sicurezza sia in primissimo piano lo ammette lo stesso prefetto, anche se sottolinea. L'esercito lo abbiamo già strade sicure con degli impegni specifici. Queste forze che vengono prestate un po' a quella che le forze dell'esercito che vengono prestate un po' all'attività delle forze dell'ordine hanno dei limiti di ingaggio e delle peculiarità nell'impiego, per cui non è che si possa immaginare di militarizzare un territorio che tra l'altro le classifiche ci dicono comunque si pone ai vertici per quanto riguarda la sicurezza. Resta il fatto che da qualche settimana non c'è notte che passi senza qualche finestra forzata o abitazione messa sottosopra per rubare in genere denaro, oro e gioielli. C'è un po' tutta la Marca in questo bollettino dei furti, da Treviso a Macerata, Capellammaggiore, Sarmede e Codognè, solo per citare gli ultimi comuni colpiti dai ladri. Un territorio vasto dove anche il supporto dell'esercito proprio per questo potrà fare poco. Da qui l'indicazione del prefetto direttamente ai cittadini. Qualcuno mi faceva notare che spesso magari si dice, ma non è questo il caso, insomma, sui social che si è fuori, cioè, tutto può servire per così un po' di attenzione, ma è chiaro che poi non è che si possa pensare ai cittadini che debbano in qualche modo guardarsi ultimamente le spalle, sarebbe veramente un non vivere. Poi chiaramente se nel vicinato c'è un po' di attenzione, un po' farsi carico di capire cosa succede nell'appartamento del vicino, un qualche rumore che ci mette in sospetto, magari una segnalazione tutto sommato non può che essere apprezzata. C'è una sorta di manifestazione di rispetto anche verso i vicini. Spesso nella nostra vita quotidiana siamo tutti di corsa e badiamo poco a quello che ci capita attorno, ma a volte è bene un pochino, come dire, aguzzare la vista e anche l'udito, e se qualcosa non va segnalarlo, perché nessuna segnalazione può essere, cioè, ogni intenzione può essere utile, e comunque gli operatori di polizia sanno poi valutare al meglio, e quindi sicuramente un senso di responsabilità.